Grazie alla tecnologia noi abbiamo una grossa opportunità, che è quella di affidarsi nell'esecuzione di quella parte di routine dei nostri compiti più tediosa che comunque ogni essere umano è chiamato a fare. La tecnologia può salvarci la vita. Robot che affiancano i chirurghi, intelligenza artificiale al servizio della salute. Non è fantascienza, ma il presente che si costruisce ogni giorno nei laboratori dell'Università di Napoli Federico II. Siamo entrati nel laboratorio di robotica chirurgica del Prisma Team, che apre scenari rivoluzionari per la cura, la diagnosi e la riabilitazione dei pazienti. Qui nasce e si evolve il centro di ricerca Icaros, un viaggio nel futuro che parte da Napoli e parla al mondo. Una delle operazioni critiche nell'ambito di uno scenario operatorio per un chirurgo è quella della sutura, è quella dell'anastomosi, dove il chirurgo si è un attimo rilassato perché la parte proprio chirurgica o operatoria ormai è andata a buon fine. Però sappiamo bene che nel caso dell'asportazione di un organo oppure di una massa cancerosa bisogna far combaciare i tessuti per ricostruire anatomicamente l'organo del paziente. E questa è un'operazione molto faticosa che richiede un livello di attenzione. Allora, se noi abbiamo un sistema robotico che grazie a questa percezione estesa consente al chirurgo di rilassarsi, il chirurgo avrà la possibilità di farla in maniera più lucida. Questo è la l'UCS, una macchina realizzata negli anni 2000 ed è la versione antecedente al Da Vinci Xi, il robot più utilizzato, più diffuso nelle sale operatorie e nelle cliniche. È dotato di un computer esterno. Questo computer, che è stato acquistato da una startup, ci consente di accedere al basso livello, quindi ai sensori e agli attuatori. Tipicamente il robot Da Vinci è un robot teleoperato, per cui il livello di autonomia è zero e il controllo è nelle mani del chirurgo. Il nostro obiettivo di ricerca è quello di elevare il livello di autonomia e quindi bypassare il paradigma della teleoperazione, lavorare sul sistema di controllo migliorandolo, fornendo assistenza al chirurgo. Lo ammetto, professoressa, sono un po' emozionato, è la prima volta che indosso un esoscheletro. Ci può spiegare meglio come è fatto, quali sono i suoi usi, come è costruito? Questo è un esoscheletro occupazionale che viene utilizzato dagli operatori. Questo rumore è il rumore... Ecco, ho sentito il compressore che si attiva. A cosa serve? Per attivare l'attuazione pneumatica che serve a dare l'assistenza. Quindi questo sistema è in grado di assistere il movimento del braccio. Infatti vengo aiutato. Esatto, quando la mano si alza al di sopra delle spalle e viene tipicamente utilizzato dai lavoratori nelle fabbriche per appunto compensare il peso di alcuni oggetti molto pesanti che vanno ripetutamente posizionati in scaffali, per cui è un movimento ripetuto che può causare uno stress muscolare al lavoratore, quindi l'esoscheletro serve a fornire questo supporto. Ecco, e perché all'Università Federico II si studia come migliorare questo esoscheletro? C'è tanto da migliorare per quanto riguarda le strategie di controllo e difatti nel nostro laboratorio abbiamo un esoscheletro semiattivo, il resto degli esoscheletri che abbiamo sono passivi. Quindi senza questo compressore che sentiamo? Senza attuatori, okay. Quindi posseggono soltanto degli elementi elastici che permettono di conservare energia durante una parte del movimento e poi rilasciarla durante una fase successiva. Fiore all'occhiello il progetto Endotheranostics, una sfida scientifica finanziata dall'European Research Council nell'ambito dei Synergy Grant, uno dei programmi di finanziamento più prestigiosi dell'Unione Europea. Un progetto che mira a combattere il cancro colorettale con l'aiuto di un microrobot intelligente. Grazie a tecniche di imaging e di intelligenza artificiale, la parte istopatologica, cioè la stadiazione della sospetta massa cancerosa del polipo, viene fatta durante l'intervento, durante la colonoscopia. Una volta che il chirurgo, l'operatore, ha identificato lo stadio del polipo, se operabile con questa tecnologia, può intervenire grazie a una capsula robotica con dei micromanipolatori che sfrutta una tecnologia particolare che è quella dei tubi concentrici. In un mondo in cui la medicina affronta sfide sempre più complesse, il lavoro del Prisma Lab e del centro Icaros dimostra che innovazione e cura possono andare di pari passo. Qui, tra bisturi, algoritmi e gesti umani, prende forma una nuova idea di tecnologia al servizio della salute, più precisa, più accessibile e più umana.